Questa è la stufa a razzo. La stufa a razzo è semplicemente un tubo di un camino dove viene fatto la combustione del legno sulla parte inferiore e stira la fiamma con effetto convettivo. Adesso questo è un prototipo, andiamo a testare la potenza termica di questa stufa. Comunque è essenzialmente un cilindro che scende. Questa parte inferiore è completamente aperta, se non con una griglia che trattiene la legna, e questa è l'imboccatura dove si alimenta la stufa. Ora la andiamo ad accendere. Abbiamo appena acceso la stufa, si vede già la fiamma uscire dal condotto, è già bella calda. Possiamo vedere qui sul carico della legna si vanno pezzi piccoli di legna, quindi rami secchi, quelle cose lì che non hanno alcun valore, sono perfettamente idonei per far funzionare questo tipo di stufa. Ecco, guarda che bello. Ora mettiamo una pentola con 5 litri di acqua all'interno e facciamo partire il cronometro. Ora vediamo in quanto tempo l'acqua inizia a bollire. Andiamo a misurare la temperatura dell'acqua all'inizio. Sono 26 gradi già. Dopo 12 minuti abbiamo 54 gradi. Ha raggiunto la temperatura di 99,8 gradi e sta bollendo. Ci abbiamo messo 35 minuti. Grazie ragazzi. Niente. Allora l'acqua ha raggiunto il punto di ebollizione, ci ha messo 30 minuti e adesso vediamo per quanto tempo tiene l'acqua a questa temperatura. Sono già 5 minuti. Si può buttare la pasta? Ecco.